Kiwi 7,5, ottimi kiwi da consumare in virtù dell'alto contenuto di vitamina C, alleata preziosa per l'organismo durante questi giorni di gelo. Arance 7,5, ottime le arance siciliane, anch'esse ricche di vitamina C. Sul mercato ci sono anche arance spagnole, chiedete la provenienza. Carciofi 7, sono presenti tutte le varietà con diverse provenienze da tutta la penisola, danneggiate però alcune produzioni dal freddo intenso. Clementine 5,5, ultime presenze per le clementine italiane mentre aumentano gli arrivi dalla Spagna, chiedete al vostro fruttivendolo di fiducia. Crucifere 7, buoni i broccoli con arrivi altalenanti dal sud Italia, cavolfiore di produzione sia italiana sia estera, entrambi di stagione da acquistare. Finocchi 7, prodotto tipico italiano e di stagione da consumare in svariati modi, sia crudo sia cotto, provatelo anche gratinato al forno. Frutta secca 6,5, saporita alternativa alla frutta fresca di stagione, la frutta secca e disidratata va consumata però a piccole dosi, senza eccedere. Mandarini 7, eccellenza della produzione siciliana con profumi delicati e intensi. I semi non sono un difetto ma una caratteristica propria del mandarino. Pere 6,5, ampia scelta varietale qualitativa per le pere italiane. Scegliete tra le gustose Abate, ottime le de canna, deliziose le Conference. Porri 7, il freddo rende difficoltosa la raccolta ma la presenza di prodotto veneto è comunque buona in quantità e qualità, prodotto anche dall'estero. Radicchi 7,5, spicca su tutti il tardivo, le gelate stanno compromettendo parte del variegato e la raccolta del cicorino. Zucchine 4,5, la produzione del sud accorpa tutte le problematiche logistiche e climatiche degli ultimi giorni, da non condannare, piuttosto evitate l'acquisto. Per variare gusti, colori e apporti nutrizionali, specialmente in questo periodo dell'anno, possiamo ricorrere alle scorte di frutta secca, come facevano i nostri nonni con noci e nocciole durante gli inverni del secolo scorso, quando gli agrumi erano un lusso esclusivamente natalizio. E tra la frutta secca, un'eccellenza italiana da riscoprire sono le mandorle, per la cui produzione la Sicilia è terra d'elezione. L'albero del mandorlo è tra i primi a fiorire, verso la fine di febbraio si ricopre di splendidi fiorellini bianchi. La raccolta del seme avviene quindi in primavera, prima della lignificazione del guscio. Le mandorle possono essere consumate fresche entro un mese al massimo, altrimenti vengono fatte asciugare all'aria, smallate ed essiccate per consentire la conservazione durante tutto l'anno. In commercio si trovano bianche, pelate dalla scorza, marroni con la sottile pellicina che le protegge, oppure anche intere con il guscio, da rompere con lo schiaccianoci. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.